1. Ben trovati a voi tutti con una nuova puntata della terza pagina, l'Elzeviro della cultura di questa vostra emittente di informazione. Stiamo lavorando sodo per fare il possibile per tenere in vita la gran parte degli editori piccoli e medi, ma anche i più grandi che domani, se spariscono i medi e i piccoli, prenderanno il loro posto per logica conseguenza. Se il principio costituzionale del pluralismo non viene rispettato nei confronti dei medi e dei piccoli editori, ancora meno lo sarà per i più grossi. Probabilmente l'ultimo fastidio per chi sta lavorando contro la democrazia. Lo ha detto la massima autorità dello Stato, il Presidente della Repubblica, persona molto attenta, coltissima, che l'informazione è presidio di democrazia. E lo ha ribadito anche la settimana l'altra sulla Repubblica, il prestigioso quotidiano della carta stampata, che il pluralismo dell'informazione è valore per la democrazia. Può essere che la vela della Rea abbia smosso qualcosa. Non è giusto, tutti hanno diritto di esistere. Il nostro è un diritto acquisito, inviolabile in uno Stato di diritto. Per un editore continuare a fare il proprio lavoro di informare l'ambito locale è un diritto e un dovere. Parlate, fate girare questa notizia. È fondamentale l'apporto soprattutto del pubblico più qualificato come lo sono gli amanti, gli estimatori della cultura. Settore che non è messo molto meglio, però dobbiamo dare atto al Ministro della Cultura, Dario Franceschini, di essersi mosso molto bene, merito al merito. Qualcosa ha iniziato a mutare, si è saputo imporre. Ci auguriamo almeno altrettanto dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, relativamente al DPR 146 del 2017, che andrebbe abrogato. E altrettanto va richiesta al senatore Giuseppe Moles, autorità politica con la delega all'editoria e all'informazione, per quanto riguarda l'abrogazione portata avanti per un decennio con fonti secondarie, DPR e decreti, che in nome della guerra agli sprechi all'editoria di fatto ha tolto qualsiasi contributo elettrico e telefonico, per le spese elettriche e telefoniche, alle piccole e medie imprese locali. Gli sprechi ci sono stati e ci sono ancora, e cospicui. Basta andare a controllare l'unica realtà che in regime di monopolio tutt'oggi riceve contributi pubblici per il sostegno all'editoria, con ben 17 decreti, nessuno dei quali convertito in legge, ha incassato circa 200 milioni di euro. Lo ha scritto nero su bianco il senatore Vito Crimi nel suo profilo social. Non mi permetterei altrimenti. Vadano ad appurare. Diano soddisfazione alla massima autorità dello Stato, il Presidente della Repubblica, con un DPR, un decreto, fonte secondaria come il 146-2017 per stare al tempo odierno, stanno violando il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione. Dalle sagge parole del Presidente della Repubblica stanno violando la democrazia, costringendo alla chiusura quasi 1 migliaio di bravi editori, mettendo sulla strada migliaia di lavoratori, da 4 a 6 mila, forse di più con l'indotto, e 1.000-1.500 giornalisti. E per dare concreta dimostrazione di quello che valgono le realtà dell'informazione locale, vi proponiamo una produzione di altissimo livello, una produzione esclusiva di tutti questi piccoli editori, protagonisti non solo della cultura e dell'informazione del territorio. Nel loro insieme, pur con mezzi limitati, sono in grado di competere con i protagonisti dell'informazione nazionale, e la dimostrazione pratica, reale, che meritano la tutela data dal principio costituzionale del pluralismo è la proposta di questa sera. Insieme, perché chi produce e mette in onda, e chi mette in onda, lavorano con la stessa passione, professionalità e indubbia qualità
di lavoro. E per tutti voi il primo capolavoro della nostra orchestra filarmonica. Come vedrete e ascolterete, quasi 60 elementi, tutti professionisti di altissimo livello, che vi proporranno di Piotr Ilyich Tchaikovsky l'incantevole valzer dei fiori, dallo Schiaccianoci, a seguire un capolavoro quale il concerto per violino, solista un eccezionale talento, Paolo Tagliamento, e per finire un altro indiscutibile capolavoro, Capriccio Italiano, uno dei brani più difficili del repertorio mondiale. Dirige un grande maestro armeno, ma vive in Bulgaria, Vran Cifchan, prestigiosa bacchetta di scuola Karajan. Buon ascolto.
Kreisler in imperiale austriaco su un tema di Franz Joseph Haydn.
Ebbene, mi sembra che ci siamo divertiti. Quest'ultimo brano è stato spettacolare, Capriccio Italiano è meraviglioso, lo trovo meraviglioso come brano. Questa è l'emittenza locale, in grado di tenere il passo all'emittenza di ambito nazionale, perché questa serata è andata in onda in tutta Italia, in oltre 50 televisioni che operano nell'informazione locale. Una produzione fatta da una piccola realtà. Grazie al lavoro di tutti abbiamo informato anche il territorio nazionale. Perché no? È la dimostrazione che il nostro lavoro merita rispetto. I nostri dipendenti meritano di lavorare. Dateci una mano, dobbiamo farcela. Grazie e alla prossima puntata. Altro grande concerto.